firmeremo un importante protocollo d'intesa proprio per ribadire l'impegno e la disponibilità degli ingegneri in provincia di Agrigento a farsi parte attiva e farsi da cerniera anche assieme agli altri ordini professionali, all'università, agli stakeholders impegnati su questi temi per parlare di transizione ecologica e di rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema. Principio tra l'altro sancito proprio con la legge 1 del 22 costituzionale, che ha finalmente diciamo, riportato la nostra Costituzione al pari di altre Costituzioni europee, riportando negli articoli 9 e 41 della stessa il rispetto oltre che la definizione di ambiente. Ed ecco che ingegneri, così come hanno fatto in passato quando hanno stimolato le amministrazioni a parlare di BIM subito, perché altrimenti si perde il treno dei finanziamenti delle opere pubbliche, oggi chiama in adunata tutti gli enti territoriali. Abbiamo invitato tutti i sindaci e le amministrazioni, firmiamo un protocollo d'intesa con SIEP, che è Società Italiana per l'Ecologia del Paesaggio, assieme al professore Padova Schioppa, che è il presidente nazionale. Sarà presente l'AIPIN, Associazione Italiana per l'Ingegneria naturalistica, che fanno parte della International Association for Landscape Ecology, quindi associazioni che fanno del rispetto dell'ambiente il loro, diciamo, la loro mission assoluta. E allora gli ingegneri hanno chiamato insieme la rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento, quindi i geologi, gli agronomi, i geometri, i periti agrari, gli architetti, oltre che il mondo universitario, per promuovere questa maggiore sensibilità rispetto ai temi che ci vengono imposti dal PNRR. Oggi non si può finanziare un progetto con il PNRR se non si parla di sostenibilità dell'ambiente, quindi ci vuole una relazione. Faccio un esempio in cui il progettista dentro deve dichiarare che c'è il rispetto del principio DNSH, questo acronimo che sta per Don't Significant Harm, garantisce la pubblica amministrazione ai cittadini che il progettista ha verificato che non ci siano impatti negativi, non si è danneggiato l'ambiente, e in questo ci sono tantissimi elementi, componenti dell'ambiente che vengono, diciamo, tutelati, quindi a cominciare dall'aria, dall'acqua, dal cantiere, quando si fanno, diciamo, le lavorazioni, si prevedono eventuali compensazioni. Tutto questo viene fatto in un evento che è, come dire, molto eterogeneo. Firmiamo un protocollo d'intesa con capofila il comune di Favara, che ospiterà ulteriori momenti di crescita rispetto a questo tema, in cui si parleranno di questi documenti che sono necessari e di come le amministrazioni devono prepararsi a questo. Lo faremo con la presenza appunto del professore Emilio Padaschioppa, del dottore Preti, che è presidente dell'AIPIN, con l'avallo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Sarà presente il segretario nazionale Giuseppe Margiotta, con la consulta regionale siciliana degli ingegneri, con l'università, con Gianfranco Tuzzolino, e poi alla presenza di tantissimi relatori, esperti, saranno più di 20 e sicuramente non posso citarli tutti, solo per dare il senso. Saranno presenti tanti dirigenti della regione che sono occupati di paesaggistica. Sarà presente il professore Trombino alla tavola rotonda, che è il presidente della commissione tecnica specialistica che rilascia le autorizzazioni ambientali. Tutti questi interlocutori si riuniranno in una tavola rotonda che consentirà di affrontare questi temi con la dovuta, diciamo, competenza. L'evento di venerdì vede l'organizzazione e la regia del consigliere segretario dell'ordine nostro, Jennifer Danna, che modererà anche la sezione dei relatori.